Nihil immutare vel facere de factis et statu loci, sine ipsorum consilio suorunque successorum. Un cordiale saluto da Fogolar Politic per una riflessione cui ci richiama la storia, la nostra storia. Oggi è il 12 marzo. Il 12 marzo del 1248 Udine, appena sorta come città 800 anni or sono, per iniziativa del patriarca principe di Aquileia Bertoldo di Andex, riceveva proprio dallo stesso un riconoscimento importantissimo, forse il più importante tra i privilegi che in quella data la massima carica istituzionale di questa parte d'Europa all'epoca le concedeva. Il patriarca tedesco Bertoldo, figura di prim'ordine a livello internazionale, al tempo promise ai cittadini di Udine che nulla avrebbe cambiato riguardo alla loro Costituzione, alla Costituzione della località, senza il loro consiglio, assumendo quindi come principio il fatto di un riconoscimento di dignità politica alla comunità udinese, un condominio di sovranità. Un aspetto mai considerato adeguatamente, in particolare nell'epoca attuale in cui, insomma, un popolino arricchito e superbo, i suoi sorestanzi, i suoi rappresentanti istituzionali, ma anche larga parte dell'intelligenza, così chiamata, poco si curano di ciò che precede le loro stesse date di nascita, insomma, appiattiti sull'oggi in larga parte, e se proprio si vuole non si va oltre, non si va oltre l'ultimo secolo. Il passato è passato, concluso, finito. Al massimo una piacevolezza estetica, un tono, ecco, un tono che ci si dà magari stonato, un tono da aspiranti dandy guru a buon mercato, un tono, una passione, null'altro. Invece gli udinesi dovrebbero pensare a questa concessione, a questo fatto della loro storia così remoto. Dovrebbe far pensare, ad esempio, che in una lunga storia di invasioni quasi sempre gli udinesi votarono se sottomettersi o meno all'invasore. Non avvenne certo nel caso delle due guerre mondiali del Novecento, non avvenne nel turbine napoleonico, ma già famiglia per famiglia prestarono giuramento all'Austria, come tutti i friulani, in seguito votarono il plebiscito più o meno farsa del 1866 e andando indietro invece ai secoli del Rinascimento, al Rinascimento e all'età medievale, votarono il passaggio da questa all'altra dominazione e lo schieramento della propria terra a favore di questo e a favore di quello. Insomma, autori, almeno in parte, della propria storia. Certo, forzati da un lato o dall'altro, ma autori. E quindi senza la possibilità assoluta, insomma, di piangere il morto e di rifilare ad altri la responsabilità di cui necessariamente invece farsi carico, almeno in parte. Questo giorno della sovranità udinese, mai celebrato se non in solitudine, in sordina dai bravi cittadini del Fogolar Civic, il movimento civista culturale di cui Fogolar Politic è l'ultima espressione. Ebbene, in questo giorno dovrebbe richiamare proprio a ripensare anche il rapporto stesso tra Stato e comuni. E ciò anche perché il futuro di questo nostro mondo globalizzato si gioca proprio sui centri urbani, piccoli o grandi, sulle città, sulla capacità di queste, piccole o grandi, di inglobare, di inquadrare, di coordinare territori e di saperli rappresentare, interpretare con le loro mille
mille componenti ed identità. Insomma, celebrare sotto elezioni il giorno della sovranità udinese significa un po' richiamare vecchie e nuove aspiranti classi dirigenti a compiti forse un po' più grandi di loro, forse no. Insomma, ci fu un tempo in cui si ebbe a pensare in Italia non solo che il cittadino nella sua città fosse a pieno titolo imperatore. Ebbene, quel tempo ritorna. Siamone all'altezza. Cordialità.